Spirito del Signore, scendi su di noi. 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 Scendi su di noi. Scendi su di noi. Alleluia, gloria al Re dei Re, gloria al Re dei Re, gloria a te, Re dei Re, Signore Santo, Santo, degno della lode e della gloria, degno della lode e della gloria. Osmeseva yeshara lara yesna Buryazna shara kiraye Ishara mananyera Nashara marake Oh shara yera Ayni yashaya sayami Ayni yashara sayami Ti adoriamo Signore, ti adoriamo Re dei Re, ti adoriamo Padre Eccelso, ti adoriamo Dio grande, immenso. Gloria a te Signore, gloria a te Signore, gloria a te Signore. Hosanna, 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 Hosanna.
te, Signore Santo. Alleluia. Osanna al Re dei Re, al glorioso Dio. Osanna a te, Signore. Un profumo sale davanti al trono di Dio. Alleluia, gloria a te, Signore. Alleluia, grazie Gesù. Oggi faremo una cosa meravigliosa. Parleremo di un brano che non abbiamo mai letto e lo Spirito Santo mi ha guidato verso questa cosa, mi ha aperto gli occhi e io voglio aprire gli occhi anche a voi. E andiamo a leggere Genesi 11, versetto 27. Questa è la discendenza di Tera. Tera generò Abramo, Nahor e Haran con l'H. E Haran generò Lot. Haran morì alla presenza di Tera, suo padre, nel suo paese nativo, in Ur dei Caldei. Ed Abramo e Noar si presero delle mogli. Il nome della moglie di Abramo era Sarai, e il nome della moglie di Noar era Milca, figlia di Haran, padre di Milca e padre di Isca. Ma Sarai era sterile, non aveva figli. Poi Tera prese suo figlio Abramo e Lot, figlio di Haran, cioè il figlio di suo figlio, e Sarai sua moglie, moglie di Abramo suo figlio, e uscirono insieme da Ur dei Caldei per andare nel paese di Canaan. Ma giunti ad Haran vi si stabilirono, e il tempo che Tera visse fu di 205 anni. Poi Tera morì ad Haran. Amen. E potete sedere. Allora, noi qua abbiamo una famiglia. Ci fa tutto l'elenco della famiglia di Tera. Tera, quindi, era il papà di Abramo, nonché il papà di Nohar e il papà di Haran. Quindi questo Tera aveva 3 figli. Uno di loro muore, cioè muore Haran. No, scusate, muore... Sì, giusto, Haran. Muore, però lascia un figlio, cioè lascia Lot. Tutti conosciamo la storia di Lot. Lot ed Abramo diventano amici, inseparabili fino a un certo punto, e sono quindi lo zio e il nipote. Va bene? Ricordatevi le parentele, anche se non ci serve a noi la parentela, ma almeno abbiamo il quadro della situazione. Quindi Tera, il papà di Abramo, arrivato a un certo punto, si alza ed esce, se ne va da Ur dei Caldei e se ne vuole andare in Canaan. Ma a metà strada lui si ferma. Si ferma in una città che si chiama Haran. Segnatevi questa cosa perché è importante. Cioè il figlio di Tera si chiamava Haran. Si ferma in una città con lo stesso nome del figlio, Haran. Vabbè, non è una cosa fuori dal normale. Ci sono persone che prendono il nome di una nazione, di un continente, di una città. Certo, chiamare il figlio Palermo, ciao Palermo, come stai? Non è bello. Ma evidentemente Haran aveva segnato la vita di Tera e del figlio. Evidentemente c'era qualcosa in questa città che era importante per questa famiglia. E quindi si ferma ad Haran e ad Haran Tera muore. Il papà di Abramo muore a 205 anni. A me? Dì la persona accanto a te, 205 anni. Assai. 205 anni, era un bambino, esatto. Quindi vogliamo cercare di capire, noi sappiamo che in Genesi, al capitolo successivo, no, al capitolo 13, arrivato a un certo punto, Dio parla ad Abramo e gli dice: io ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei, va bene, per mandarti in Canaan. Però cerchiamo di capire una cosa, non c'è scritto, ma qualcosa ce la fa intuire, questi 4 righe ci fanno intuire qualcosa, che è arrivato a un certo punto su Tera, ha sentito nel suo cuore di andarsene da Ur dei Caldei per andare in Canaan. Seguitemi. C'è stato qualche cosa in lui che lo ha spinto di andarsene dal suo paese nativo, un paese oltretutto ricco, faceva parte della mezzaluna fertile, per andare in Canaan. Dovevano attraversare il deserto oppure allungare verso nord e poi riscendere verso sud. Più o meno, se uno cammina senza fermarsi, ci vogliono all'incirca 12 giorni, senza mai fermarsi, senza mangiare, senza bere, senza niente. Camminando ci vogliono 13 giorni.
Quindi immaginate quanto poteva essere lungo e faticoso questo viaggio, anche dalla parte nord, passandoci da sopra. Ma arrivato a un certo punto si ferma questo desiderio di Tera e si ferma in questa città, Haran. Può essere che il Signore aveva chiamato Tera prima di chiamare Abramo. Può essere che arrivato a un certo punto questo desiderio non era nel cuore, Dio non aveva in cuore Abramo, ma aveva in cuore Tera. Può essere che Tera aveva risposto positivamente a questo messaggio. Può essere che all'improvviso però Tera è stato bloccato da qualcosa. Sappiamo che il figlio è morto mentre era ad Ur, ma nel suo viaggio si è fermato nella stessa città, nello stesso posto, diciamo, che aveva il nome del figlio. Può essere che il figlio morto abbia influenzato negativamente Tera. Io ci ho pensato ed è interessante vedere che sembra che sia andata proprio così. Cioè che Tera, arrivato a un certo punto, abbia detto sì signore, io voglio andare verso Canaan. Va bene, perché Canaan comunque rispetto a Ur era più povera come territorio. Si stava spostando verso qualcosa che non era meglio, quindi probabilmente si stava spostando per una promessa. Ma a Tera ha visto che c'è stato qualcosa che l'ha fermato. Probabilmente il figlio morto, nel senso che non è che gli è apparso il figlio morto e gli ha detto fermati qua, ma in quella città probabilmente ha avuto un'esperienza col figlio e ha ricordato quell'esperienza ed è voluto restare lì. Quante volte noi ci fermiamo davanti alle cose morte? Quante volte noi non andiamo avanti, riconosciamo la voce del Signore, riconosciamo che il Signore ci vuole portare in un posto, riconosciamo che ci vuole dare tanto, ma poi ci facciamo fermare dalle cose che sono morte, dai nostri sentimentalismi umani, dalle nostre follie. Cioè noi durante il viaggio non troviamo più la forza di andare avanti perché qualcos'altro ci trattiene di più. E questo non è buono, perché la promessa che era su terra poi è passata su Abramo. Abramo invece ha obbedito. Abramo è andato fino in fondo. Abramo ha recepito la promessa di Dio ed è andato nella terra di Canaan. E lì poi Dio gli ha detto: tutta questa terra ti apparterrà a te e apparterrà ai tuoi discendenti. Ora, mentre Tera si è fermato per un figlio morto, Abramo è andato avanti senza figli, perché ci dice la parola che Sara era sterile. Quindi mentre Tera aveva ancora un figlio, Abramo, ancora quindi poteva esserci su di lui la promessa, cioè lui poteva vedere con gli occhi che la promessa di Dio si stava realizzando, ma si è fatto fermare da un sentimento umano, cioè dalla morte del figlio, da un ricordo negativo o positivo, quello che era, ma si è fatto fermare, mentre Abramo, che non aveva figli, ha risposto positivamente alla promessa e ha detto: va bene, io rispondo alla promessa, rispondo alla chiamata e vado, sarà quello che sarà. Ho capito il discorso? Noi certe volte ci fermiamo per sciocchezze. Ci facciamo impedire dal diavolo per sciocchezze. Non andiamo avanti perché nel mezzo del nostro cammino incontriamo qualcosa che non è da parte di Dio, anzi, che forse viene pure dal passato, come era quella città, come era per Tera. Però Dio ti vuole portare dalla promessa a prendere la promessa, dall'immaginare la promessa nel tuo cuore a prenderla nelle tue mani. Non vuole che ti fermi nel mezzo. Da cosa dipende? Da noi. Sicuramente non dipende da Dio. Quindi Tera mancò il suo obiettivo e preferì vivere nel ricordo del figlio, in una città che portava il nome del figlio, piuttosto che portare a compimento la sua chiamata. Efesini 2, versetto 8. Voi infatti siete stati salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno se ne glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato, perché le compiamo. Quindi 3 versetti, 8, 9 e 10, ci sono 3 concetti. Dì la persona accanto a te, 3 concetti. No, come? 3? Che non sono 3 persone che si chiamano concetto.
Quindi ci sono 3 concetti. Primo concetto, la grazia di Dio. Infatti ci dice: voi infatti siete stati salvati per la grazia di Dio, ed è un dono. Fermo restando che tutti siamo peccatori. Chi non è peccatore alzi la mano. No? Gesù che cosa ha detto? Chi è senza peccato scagli la prima pietra. L'unico che poteva scagliare la pietra non se l'è trovata là vicino vicino e disse: vabbè, te ne puoi andare. Chi era? Gesù. L'unico senza peccato era Gesù. Ma perché ancora non era sceso lo Spirito Santo? Perché con la discesa dello Spirito Santo Giovanni ci dice che noi non siamo più peccatori. Anche se poi dice che nella carne siamo ancora peccatori. Quindi la parola di Dio ci fa una netta distinzione tra peccatori e peccatori. Ci sono peccatori di serie A e peccatori di serie B. I peccatori di serie A se ne vanno in paradiso, i peccatori di serie B se ne vanno all'inferno. Chi sono i peccatori di serie A? I figli di Dio, che nello spirito non sono più peccatori. Spiritualmente non siamo più peccatori, se no saremmo ancora morti. Se no il battesimo di spirito a che serve? Se no la professione di fede che abbiamo fatto a che serve? Va bene? Tutti siamo peccatori, ma ci sono i peccatori di serie A che lottano contro la loro carne, lottano contro il diavolo, ma non è una lotta perché devono lottare, perché i mischi non hanno che fare e lottano, ma perché lo sentono dentro di loro, perché il loro spirito è rinnovato, il nostro spirito è rinnovato, quindi sentiamo la necessità di portarci a santità. Va bene? Mentre il peccatore di serie B non ci interessa, è peccatore. Anzi, il peccatore di serie B dice: vabbè, tanto siamo tutti peccatori, il Signore poi se la vede Luca va a fare. Questo è il ragionamento tipico cattolico, ecco, lasciatemelo dire tranquillamente, perché un figlio di Dio ragiona: ok, io sono peccatore, ma io sono salvata, devo pensare a quel peccatore che non è salvato, che può essere mio papà, che può essere tuo figlio, che può essere tuo marito, che può essere tua suocera, che può essere chiunque nella nostra famiglia. Va bene, non dobbiamo appoggiare il gomito, ma dobbiamo spronarli invece, dobbiamo pregare soprattutto affinché questi da peccatori di serie B diventino peccatori di serie A, cioè da rigenerati e salvati spiritualmente, perché i peccatori di serie B sono morti spiritualmente. E in famiglia tutti ce li abbiamo questi, tutti preghiamo per questi, tutti vogliamo che vengano salvati, tutti vogliamo che incontrino Gesù, perché se non incontrano Gesù rimarranno peccatori di serie B. Non ci possiamo fare niente. Ieri sentivamo sulla macchina con Maria Antonietta un professore che è bravo, mi piace, e lui diceva che durante la storia c'erano quelli che erano fissati che Dio aveva scelto chi salvare, a prescindere. No? Era la cosiddetta predestinazione. Poi è arrivato un tizio che si chiamava Wesley, che io ho letto tanto perché mi è piaciuto tanto il suo pensiero, che invece parla della grazia preveniente, cioè noi abbiamo in noi c'è la possibilità che se ascoltiamo il messaggio di Gesù, il messaggio del Vangelo, lo accettiamo. Noi dobbiamo proclamare il messaggio di Gesù, perché è così. Chi accetta il messaggio di Gesù, del Vangelo, viene salvato. A quello noi dobbiamo puntare. Amen? Amen. Quindi il secondo concetto. In opere siamo tutti mancanti. Quello che dicevo poco fa. Paolo è chiaro, dice: in opere tutti pietà facciamo, non siamo cosa? Perché non abbiamo meritato la salvezza. Non è che la nostra intelligenza ci ha fatto salvati, non è che la nostra bravura nelle opere ci ha resi perfetti, non è che i nostri talenti hanno fatto sì che ci potessimo guadagnare il paradiso. No. Il paradiso è una grazia, è un dono. Amen. Che poi i nostri doni senza la grazia sono doni, che ora lo dice, sono doni inutili. Terzo concetto, ma per la grazia di Dio dobbiamo compiere le buone opere. Cioè, allora, Paolo dice: siamo salvati per grazia, le opere non servono a niente, ma siccome sei salvato per grazia devi fare le buone opere. Non possiamo fare come Tera. Tera trovò la grazia, ma nel suo cammino per l'opera si è fermata a metà. Quindi vuol dire che non era ancora lui rigenerato, non aveva ascoltato la voce di Dio,
Noi che invece siamo in Cristo dobbiamo fare le opere buone. In tutto questo abbiamo parlato abbondantemente dello Spirito Santo in questi ultimi sabati, in questi ultimi nostri incontri, ma lo Spirito Santo qui c'entra poco. Lo Spirito Santo ha già fatto quello che doveva fare, ci ha dato la grazia, è entrato dentro di noi, ha rigenerato il nostro spirito e noi siamo diventate nuove creature. Da questo momento in poi molte cose dipendono da noi. Paolo ci dice che il tuo sforzo umano non ti ha reso salvato, ma una volta che sei salvato ti devi sforzare umanamente. Devi fare la tua parte umanamente. Dobbiamo fare le opere buone. Le opere non sono conseguenza della grazia. Scusate. La grazia, le opere non ti portano alla grazia, ma la grazia ti porta alle opere. Le opere sono le conseguenze della grazia, non viceversa. Amen? Quindi, tu sei creato per uno scopo. Dio ti ha dato uno scopo nella vita. E non lo dico io per generalizzare il discorso, no? Ora dico, tutti abbiamo uno scopo nella vita, perfetto. Qual è il tuo scopo? Questo ora poi ci arriviamo, se non ci arriviamo oggi ci arriviamo un altro giorno. Ma devi sapere che hai uno scopo nella vita, perché ce lo dice Paolo, perché sei stato creato in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato. Cioè è una cosa che Dio ha pensato già nella tua vita. Tu sei chiamato a fare un'opera. Forse anche credo di essere politico, ma Cristo ti ha chiamato in quel ruolo per fare la sua opera, non la tua opera. Imprenditore, uguale, perché ognuno di noi ha talenti diversi, non è che tutti possiamo essere orecchio, naso, testa, che ne so, gamba, perché nel corpo di Cristo ognuno di noi deve trovare il posto, ma nei nostri talenti noi troviamo il posto per onorare Dio. Giovanni 3,34 ci dice: Gesù disse loro, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua. Parafrasando questa frase possiamo dire che Gesù ha detto: se non faccio la volontà di mio Padre, muoio di fame. Ora abbiamo detto che la parola è Giovanni 3,34. Io ho sbagliato a scriverla. Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Allora cerchiamola, che ve la do giusto. Ah, Giovanni 4,34. Guarda se Giovanni 4,34. Allora, Giovanni 4,34. Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere opera sua. Quindi, se non faccio la volontà di mio Padre, muoio di fame. Che significa? Abbiamo detto che lo Spirito Santo, del nostro parlare in lingue, attiva in noi la costruzione, l'edificazione, in modo tale che dentro di noi viene edificato qualcosa di spirituale. Gesù ci dice un'altra cosa, che fare la volontà di Dio è nutrimento per la nostra vita, per la nostra anima, per noi è nutrimento. Quindi quando noi non facciamo la volontà di Dio, ci fermiamo ad Aran, moriamo insieme a tutte le cose vecchie che sono nella nostra vita, insieme a tutte le cose morte della nostra vita. Significa che se noi non compiamo l'opera di Dio nella nostra vita, diventiamo sempre più pigri spiritualmente, inappetenti nel fare le cose di Dio. Cioè fisicamente e spiritualmente non abbiamo ragione per andare avanti perché non siamo andati avanti, non abbiamo obbedito. Gesù ci dice che se lui non avesse fatto la volontà di Dio, non sarebbe morto sulla croce, ma sarebbe morto di fame spirituale. Tu vuoi morire spiritualmente? No. Ok,
non è solo la parola di Dio che ti nutre, perché sappiamo che la parola di Dio è cibo per noi. Gesù ci dice che è fare la volontà di Dio che ci nutre. Lo sapevate? Dì alla persona accanto a te, muoviti. Perché la teoria è meravigliosa, ma la pratica ti rende attivo. È la pratica che non ti fa morire. Quanti ce ne sono in giro che sanno 300 cose sulla parola di Dio e poi sono persone morte? Perché non fanno la volontà di Dio, no, non fanno niente per Dio, ma non fanno la sua volontà. Può essere che fanno le cose per Dio, ma non le fanno secondo la sua volontà e quindi non le fanno guidate dalla parola e non le fanno guidate dallo Spirito Santo. Non ce ne sono scuse, infatti ne ho elencate alcune. Non possiamo nasconderci dietro i nostri problemi personali. Non esiste. Perché i nostri problemi personali sono già nelle mani di Dio. Chiaro? Quali sono i tuoi problemi personali? Sono già nelle mani di Dio. Quindi tu ti devi muovere per lo Spirito, per le cose di Dio, devi ubbidire la parola di Dio. Va bene? Non incrociare le mani che è pure per te. Non possiamo nasconderci dietro alla nostra ignoranza, perché è vero è che siamo ignoranti delle cose che non studiamo e ora qua ci arriviamo. Va bene? Ma neanche quella può essere una scusa, perché lo Spirito Santo si serve di te. Mica si serve della tua sapienza o della tua intelligenza, anche se è necessaria la sapienza, ora ci arriviamo pure. Va bene, però noi non possiamo, tutte queste cose diventano la nostra harem, no, com'è che si chiamava? Si chiamava Haran, diventano la nostra Haran, la nostra città dove moriamo, dove non compiamo il messaggio, dove non portiamo avanti la promessa di Dio. Tutte queste cose ci portano ad essere schiavi delle cose morte e quindi moriamo in quelle cose. Non ci possiamo nascondere dietro le nostre paure, perché Dio non ci ha dato uno spirito di paura. Non ci possiamo nascondere dietro, neanche dietro il nostro ruolo in chiesa, cioè nel senso che io non sono nessuno in chiesa, quindi non faccio niente. Non è così, perché Dio ti ha chiamato, punto. Nel ruolo dove tu sei, devi fare quello che devi. Amen? Sicuri siete? Amen, più forte. Quindi non importa quello che è il tuo ruolo, lì devi operare per Dio, perché se tu guardi al ruolo vuol dire che tu stai guardando a te stesso, non all'opera di Dio. Vuol dire che tu vuoi onore dagli uomini e non vuoi onore da Dio. Mentre nel ruolo che tu hai, nel posto che tu hai, tu puoi trovare il tuo posto e fare la tua volontà. Amen? Quindi non puoi nasconderti dietro a quello che fanno gli altri, a quello che fanno o a quello che non fanno. Perché non è che se l'altro lo fa, allora mi viene l'invidia e lo faccio, quello non lo fa e siccome quello non lo fa, non lo faccio neanche io. Non funziona così. E ora vi leggerò una parola che è terribile. Terribile. In Proverbi 9. Versetto 11, la dico così vi impaurite di più. Poiché per mio mezzo saranno moltiplicati i tuoi giorni e ti saranno aggiunti anni di vita. Che bello, la promessa di Dio. Amen. Se sei saggio per te stesso. Se sei schernitore, tu solo ne porterai la pena. Ai ai. Dio ci provvede il necessario, quindi ci dà il tempo necessario per giungere da Ur a Canaan. I nostri giorni sono benedetti perché Dio è presente in quei giorni. Ma tu devi provvedere a te stesso quello che Dio non provvede, ma Dio non è che non lo provvede perché non lo può provvedere, perché poi rientra nel nostro libero arbitrio. Cioè siamo noi che dobbiamo prendere la decisione.
Tera ha preso la sua decisione ed è rimasto lì. Ma a lui che gliel'ha fatto fare? Mica gli è apparso l'angelo Gabriele e gli ha detto oggi tu resterai qui e morirai qui. Se sei sapiente per te stesso. Se sei schernitore, ne porterai la pena. Noi dobbiamo cercare la sapienza di Dio. Io la persona accanto a te, cerca la sapienza. Sì, ma più convinti, guardatevi negli occhi, giratevi la faccia. Senza scrivere, di nuovo, guardatevi nella faccia e vedetevi, cerca la sapienza. Va bene. Quindi, Proverbi 4,7 ci dice, la sapienza è la cosa più importante. Naturalmente per sapienza si intende l'intelligenza che ci viene dalla scrittura, o comunque se io non leggo la scrittura, intelligenza dalla scrittura non me ne può venire. Giusto? Cioè, la sapienza è qualcosa che io ricerco per accrescermi spiritualmente, che non è qualcosa che Dio mette dentro di me perché l'ha fatto già Lui, ha messo lo Spirito Santo in me. Va bene, ma io devo far sì che cresca, la mia mente cresca, si edifichi nella parola di Dio. E quindi la cosa che si fa per cercare la sapienza è leggere. La sapienza umana quali è? La sapienza umana non è altro che uno si piglia il libro di Ippocrate e inizia a leggere. Sicuramente cresce di sapienza, di una sapienza umana, ma cresce. Culturalmente cresce. Va bene? La sapienza di Dio più o meno funziona alla stessa maniera, solo che mentre in quel caso c'è l'intelligenza umana, qui c'è lo Spirito Santo che ci dà la sapienza per mezzo di quello che leggiamo. Ci dà una cultura che non è di serie B, ma è una cultura di serie A. Per mezzo dello Spirito Santo noi comprendiamo la sua parola ed ci edifichiamo i nostri pensieri secondo i pensieri di Dio. Ok? Quindi ci vogliono due cose per avere la sapienza. Lo Spirito Santo che ci illumina e qualcosa da leggere. Perché alla fine possiamo anche leggere Ippocrate anche noi. Ma se la leggiamo alla luce dello Spirito Santo sappiamo quello che può essere buono e quello che non è buono. Ok? Perché se non abbiamo lo Spirito Santo e leggiamo Ippocrate, per noi Ippocrate è tutto bello, tutto buono. No. Ecco perché ci dice di avere sapienza e ci dice che è la cosa più importante. Dice, ma lo Spirito Santo non è certo che lo Spirito Santo è più importante, ma qua sta parlando ad un altro livello. Per la nostra salvezza è stata importante la grazia di Dio per mezzo di Gesù Cristo. E lo Spirito Santo ha messo in noi il necessario per essere spiritualmente vivi. Ok, questa è la cosa più importante. Ma dopo di ciò, che cosa è più importante? La sapienza. Cioè conoscere le cose secondo lo Spirito. Non possiamo fare finta di essere ignoranti, anzi, per mancanza di conoscenza. Il problema è che certe volte neanche facciamo finta di essere ignoranti, ci siamo proprio ignoranti. Va bene? Oggi Gloria mi diceva che esistono come si chiama? I fermenti lattici per il cervello. Cioè, se perfetto, portala a chili in chiesa che vediamo di distribuirlo. Anche io ne avrei preso un po', attenzione, perché abbiamo sempre la capacità di imparare, di mettere cose nuove dentro di noi. Però la sapienza di Dio è la cosa più importante. E poi continua e dice, perciò acquista la sapienza. Ora, quando dice acquista la sapienza, voi dovete sapere che io ho scoperto che Dio non è socialista e non è neanche comunista e non è neanche democratico, è capitalista. È capitalista perché lui deve ottimizzare la sua spesa. Dice, però i poveri che fanno? Pensa, è un altro discorso, che il socialismo prevede che io guadagno 100, quello che si gratta la pancia guadagna 0, quindi i miei 100 vengono divisi a metà, 50 io e 50 lui. Il socialismo è questo. Non è che lui è povero, è lui che non vuole andare a lavorare. Ok, il socialismo prevede che tutta la ricchezza si divide con tutti, anche con quelli che non hanno niente da fare, che non vogliono fare niente, non con i poveri, perché Dio è per i poveri e quindi Dio prevede che
parte della mia ricchezza vada a finire ai poveri, ma perché i meschini sono poveri, non hanno la possibilità, sono malati, non trovano lavoro, va bene. Questo è capitalismo. Il socialismo è che quello che non fa niente, che non vuole fare niente nella vita, si deve prendere la metà dello stipendio mio. Può essere mai? No. Quindi Dio, se voi andate a leggere i Vangeli, 2/3 delle parabole di Gesù parla di soldi, di capitalizzare la situazione, di investire e di fare crescere l'opera. Qua dice la stessa cosa, devi investire, monetizzare. Oggi dovete ringraziare il Signore che tante cose ve le do gratis, ce le abbiamo gratis o a prezzi ridicoli. Però voi ci dovete mettere la vostra parte, dovete anche voi, se necessario, comprarvi dei libri e leggere, perché il male più grande del nostro tempo è che non abbiamo voglia di leggere, né si dia. Ma noi che siamo figli di Dio non può essere, Dio ci ha messo un peso che è quello di comprare la sapienza, cioè di acquistare quello che è necessario per accrescere la nostra sapienza. Amen. Perché io non posso combattere ancora con Lorenzo che ci dico, Lorenzo, ma tu devi avere fede. E lui mi dice, vabbè, la fede che cos'è? Ma dopo 20 anni non mi può venire a dire che cos'è la fede. Ci siamo? O che cos'è la grazia? Non mi può venire, Lorenzo non mi dice queste cose, se no a questa ora non sarebbe lì, sarebbe fuori. Quindi, a costo di tutto ciò che possiedi, acquista l'intelligenza. Mizzica. Quindi, che dice? A costo di tutto quello che possiedi, acquista l'intelligenza. Perché, sapete una cosa, i soldi se ne vanno. Un crack, una malattia, cioè perdi tutto. Arriva lo Stato e se li piglia. L'unica cosa che nessuno ti può rubare è quello che hai nella mente, nella testa. La tua intelligenza, la tua cultura, la tua sapienza, quello lo Stato, nessuno te lo può rubare. Ecco perché Dio insiste, perché noi accumuliamo un tesoro nei cieli. Perché se noi abbiamo conoscenza abbiamo anche la capacità di fare le buone opere. Tera, se avesse avuto la conoscenza giusta, se avesse studiato quello che poteva essere il messaggio che Dio, non lo sappiamo se è stato così, ma presupponiamo che sia stato così, se si fosse studiato il messaggio di Dio, avrebbe capito che a Canaan avrebbe trovato latte e miele. Ha preferito attaccarsi invece alle cose morte, senza sapienza, perché le cose morte rappresentano zero sapienza. Quindi tu hai una grande responsabilità nella tua vita. Ah, che bello, non ce l'ho io la responsabilità sulla tua vita. Io mi sono liberato di questo peso, perché io già vi ho dato il necessario. Tu sei responsabile della tua vita. Perché che cosa dice la parola? Se sei saggio per te stesso. Se sei schernitore, tu solo ne porterai la pena. E chi dice schernitore non dice senza saggezza? Perché chi non ha la conoscenza delle cose dice le cose sbagliate e schernisce anche magari chi ha ragione. Cioè se io vi dico una verità che è biblica e tu dici no ma vedi che è fesseria, tu sei ignorante sicuramente, ma schernitore, stai schernendo la verità. Quindi la tua bocca e la tua vita possono diventare una fonte di saggezza o una fonte di scherno. Ma la cosa più grave non è quello che puoi essere tu per gli altri, ma quello che puoi essere tu per te stesso. Cioè, quindi se tu acquisti la sapienza, l'acquisti per te stesso, tu ci guadagni prima di tutti. E poi diventi un modello che assomiglia a Cristo, e allora puoi essere colui che fa le buone opere. E allora puoi essere uno che ha trovato lo scopo nella vita e può andare da Ur a Canaan. Amen. Tu sei responsabile. Ricorda, il primo beneficiario della saggezza sarai tu, e il primo a pagare per lo scherno sarai sempre tu. Voglio che sia chiara una verità: tutto quello che fai nella tua vita, il buon esito o meno, dipende da te, e neanche da Dio dipende da te.
Perché noi certe volte diciamo, ah Signore, però illumina, fammi capire come fare, che fare, non neghiere, come ghiere. Ecco. Il Signore ti ha messo gli attrezzi per lavorare, poi devi vedere tu di studiarti come usare quegli attrezzi. Dice, ma Mizzi, se ne lava le mani il Signore? No, perché mentre prima morivi ed era morte sicura, eri una persona di serie B ed era inferno 100%, ora sei diventato una persona di serie A, che anche se sei peccatore andrai in paradiso comunque. Va bene, ma quello che farai in questa vita sarà un giudizio per te nella prossima vita. Non un giudizio che te ne vai all'inferno, ci mancasse, se no ci facciamo nella categoria A. Va bene, noi siamo nella categoria A perché dobbiamo andare in paradiso. Ma quello che noi otterremo in paradiso dipenderà da quello che abbiamo fatto qua, dalla responsabilità che abbiamo nella nostra vita e che abbiamo detto, sì Signore, io voglio portare avanti questa cosa per te. Quello che non fai, non lo fai per la tua vita e non lo fai per la tua vita futura. Quindi una mattina una giovigliata. Concludo e vi dico, se non sai quali sono i tuoi piani nella tua vita, chiediglielo. Dobbiamo chiedere al Signore, Signore, che cosa vuoi che io faccia nella vita? Dobbiamo chiedere e il Signore ci risponderà. Però sappiate che il prossimo incontro, il prossimo culto, vi darò anche io qualche indicazione. Ora però dobbiamo sapere che dobbiamo darci una mossa, ci dobbiamo mettere in moto. Non è qualcosa che dipende dallo Spirito Santo, non è qualcosa che dipende da Dio, è qualcosa che dipende da noi. Quando ad esempio in mezzo a noi non scaturisce la lode e l'adorazione, non è perché non c'è lo Spirito Santo, e non è perché non hai lo Spirito Santo nella tua vita dentro di te, è perché siccome non lo fai spesso, muori di fame. Quindi a casa vi dovete, è brutto dire allenare, a casa lo dovete fare pure. Come fare la volontà di Dio, se è cibo, se è stato un cibo per Cristo, vuol dire che Gesù mangiava 3 volte al giorno, forse anche 4, 5, non lo so come si usava all'epoca, vuol dire che la volontà di Dio non la possiamo fare a casa anche. Ognuno di noi è chiamato, ha il peso di questa chiamata, che non è un peso pesante, perché Gesù che ha detto, il peso del mondo è un peso che ti può schiacciare, il peso del diavolo ti schiaccia, ma il mio peso è leggero, lo puoi portare, anche perché lo porta più lui che tu, lo ha portato più lui che tu. Non ti devi scoraggiare, devi iniziare ad alzarti, metterti in ginocchio, alzarti no, mettiti in ginocchio direttamente e chiedi al Signore che cosa vuoi che io faccia nella vita. Con calma, non si fanno le cose a buttarsi come pesci, se no se cadi di pancia ti fai male. Ok, ci vuole la sapienza. Prima di iniziare a fare le cose, devi non solo chiedere la sapienza dello Spirito Santo, ma iniziare a leggere secondo lo Spirito Santo. Amen? Amen. Amen. Quindi abbiamo imparato questa sera che più acquistiamo la sapienza, più acquistiamo l'intelligenza, più cresciamo nella nostra intelligenza, più ci guadagniamo noi come persone, diventiamo sapienti, non più schernitori. Schernitore significa ignorante patentato. Si può dire, proprio ignorante e patentato. Più noi studiamo e ci studiamo di fare la volontà di Dio, più noi ci nutriamo e cresciamo. Amen? Quindi impara ad imparare. Signore, noi ti vogliamo ringraziare per questa sera. Grazie per la parola che ci hai dato. Ci hai punto, Signore, nel nostro nervo sensibile. Vogliamo iniziare da quest'oggi, Signore, a recepire la tua parola. Non vogliamo essere come Tera, Signore, che nel suo viaggio verso la terra promessa si è fermato e si è fatto fermare da cose vecchie, dalle cose morte, dalle cose inutili, da ricordi e da sentimenti umani sbagliati. Poteva andare oltre,
e guardare la tua promessa come già realizzata in quella terra lontana, però si è fermato lì e si è fermato ad un ricordo, Signore, a qualcosa che gli ricordava il figlio. Signore, noi non vogliamo essere come lui, noi vogliamo essere spiritualmente svegli, spiritualmente attivi. Noi vogliamo capire, Signore, qual è la nostra chiamata e portarla a compimento. Noi vogliamo veramente uscire dalla nostra Ur e andare verso Canaan. Vogliamo vedere, Signore, qual è il percorso, la visione della nostra vita. Vogliamo sapere cosa Tu hai progettato nella nostra vita, come la vuoi condurre e dove la vuoi portare, per ottenere il massimo. Vieni Spirito Santo, vieni a convincerci. Fa che questa parola questa sera possa diventare un messaggio potente nella nostra vita, che possa cambiare completamente la visione della nostra esistenza. Perché non siamo chiamati a vivere in una casa a vita sempre con lo stesso obiettivo. Tu ci hai chiamati, Signore, a qualcosa di più grande. Tu non ci hai chiamati a fermarci in quella città, Signore. Tu ci hai chiamati ad andare a Canaan. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Trasforma, Signore, i nostri pensieri. Uniformali, Signore, alla Tua visione. Uniforma, Signore, la nostra strada, la strada che Tu hai progettato per noi fin dall'eternità. Noi vogliamo fare quelle opere che Tu hai prestabilito per noi, prima ancora che noi nascessimo. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Non permettere ai nostri ricordi, ai nostri sentimenti umani di fermarci. Non permettere alle cose morte, Signore, alle cose inutili, di mettere un freno nel nostro cammino verso le cose gloriose che Tu hai preparato per noi. Vieni, Spirito Santo, riempici di Te. Stendi la Tua mano, abbondaci della Tua misericordia. Signore, apri i nostri occhi e facci comprendere e capire qual è la Tua volontà. Vogliamo acquisire, Signore, e acquistare la sapienza. Vogliamo, Signore, metterci in gioco, se vogliamo dire così. Vogliamo, Signore, accrescere la nostra cultura spirituale, la nostra sapienza spirituale. Vogliamo leggere, Signore, e capire le Tue cose alla Tua maniera. Manda lo Spirito Santo, Signore, affinché spiritualmente possiamo nutrirci della Tua volontà, nutrirci nel fare le Tue cose. Non vogliamo morire di fame, Signore, sapendo di non avere fatto la Tua volontà. Non vogliamo morire di fame, Signore, sapendo che non siamo arrivati a Canaan. E non vogliamo morire in un paese che non è il nostro, in un paese che non è la Tua promessa, in un posto che non è la Tua promessa. Nel nome di Gesù vieni, Spirito Santo. Mostrati, Signore. Mostraci la nostra strada, mostraci la nostra via. Mostraci, Signore, cosa vuoi dalla nostra vita, come ci dobbiamo muovere, dove dobbiamo andare, come dobbiamo operare. Vogliamo fare la Tua volontà, Signore, e la vogliamo fare perché non vogliamo morire. Vieni, Spirito. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Nel nome potente di Gesù, vieni, Spirito. O shalare kidias nai shemare alakira yeshadara yasnai kodi nias nesera makiraye. Dacci, Signore, la cartina geografica e facci vedere il percorso che dobbiamo fare, dove dobbiamo fermarci e dove dobbiamo proseguire. Tu hai impedito a Paolo, Signore, di andare in alcuni posti per mezzo dello Spirito Santo, perché tu non volevi che andasse in quei posti. E lo Spirito Santo glielo ha impedito, perché voleva che andava da altri posti, in altri luoghi. Signore, parlaci così potentemente come hai parlato a Paolo in quel tempo. Mostraci, Signore, dove vuoi che non andiamo e mostraci dove vuoi che andiamo. Signore, rivelati con potenza, non permettere, Signore, che il messaggio dello Spirito Santo non arrivi a noi. Non lo permettere, Signore. Vogliamo essere di cuore aperto, di mente aperta, Signore. Vogliamo essere spiritualmente svegli e intellettualmente capaci, Signore. Nel nome di Gesù, vieni, Spirito. Vieni, Spirito Santo. Tu hai già fatto il grosso nella nostra vita. Insegnaci, Signore, a fare il resto.
con il tuo aiuto, con la tua forza, con la tua potenza, con la tua sapienza e con la tua intelligenza. Nel nome di Gesù te lo chiediamo. Amen, alleluia. Grazie Signore. Amen. Grazie Gesù. Luce del mondo, manda la tua luce. Ogni sepolcro riempi con la tua vita. Apri il nostro cuore, riempilo di te. Sia vita, vita su di noi. Risuscita in me la parte che non vuole vivere. Risuscita in me la parte che non vuole vivere. Risuscita in me la parte che non vuole vivere. Risuscita in me la parte che non vuole vivere. E quella pietra ora rotola via, e dalla grotta esci perché sei vivo. Togli le bende ed il sudario, ora esci, io ti chiamo a vita. Risuscita in me la parte che non vuole vivere. Risuscita in me la parte che non vuole vivere. Risuscita in me la parte che non vuole vivere. Risuscita in me la parte che non vuole vivere. Risuscita, 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 risuscita in me la parte che non vuole vivere. Risuscita in me la parte che non vuole vivere. Risuscita in me la parte che non vuole vivere. Risuscita in me la parte che non vuole vivere. Risuscita in me la parte che non vuole vivere. Risuscita in me la parte che non vuole vivere. Risuscita in me la parte che non vuole vivere. Risuscita in me la parte che non vuole vivere. Amen.